Audi RS Q8, il SUV coupé si fa cattivo per davvero, abbandonatevi al lusso sfrenato di Mercedes Maybach GLS 600 di serie sulle automobili Jaguar, la tecnologia che risveglia i guidatori al volante. Come da tradizione Audi, anche al SUV coupé Q8 è stata aggiunta la sigla RS. Il risultato è un concentrato di potenza e guidabilità a dir poco mostruosi. Fuori non cambia molto rispetto alla versione tradizionale, se non per gli inserti in colorazione nero lucido, il paraurti leggermente rivisto e i cerchi da 22 pollici. Ma i cambiamenti sono tutti sotto la carrozzeria e sotto al cofano. Il motore è un 8 cilindri a V da 4 litri biturbo da 600 cavalli e 800 Nm, aiutato da un sistema mild hybrid da 48 volt che aiuta la spinta e riduce consumi ed emissioni. L'auto accelera da 0 a 100 in 3,8 secondi, per arrivare a 200 km/h ne bastano 13,7. Il suono del V8 grazie all'impianto di scarico sportivo è unico ed emozionante, cambio a 8 rapporti Tiptronic con convertitore di coppia e differenziale autobloccante. La trazione è poi assicurata grazie alla gestione selettiva della coppia sulle singole ruote che frena in misura minima le ruote interne alla traiettoria, prima ancora che queste perdano aderenza. Sospensioni a 5 bracci pneumatiche adattive che possono variare l'assetto fino a un massimo di 90 mm, la velocità massima è autolimitata a 250 km/h, ma volendola si può portare fino a 305 con il pacchetto Dynamic Plus. Audi RS Q8 sarà disponibile presso le concessionarie nel corso del primo trimestre del 2020. Chiamarla una vettura lussuosa sarebbe a dir poco riduttivo. Mercedes Maybach GLS 600 rappresenta il lusso con la L maiuscola nel segmento dei SUV, un modello in grado di coniugare l'offerta del marchio Mercedes Maybach unendo il tipo di carrozzeria e la piattaforma tecnica di GLS con l'eleganza di una berlina top di gamma. All'interno dell'abitacolo regna il comfort, i materiali sono raffinatissimi e l'attenzione al dettaglio è chirurgica, insomma si sta proprio bene. Le sospensioni lavorano egregiamente non facendo percepire buche, dossi o irregolarità della strada. Per la prima volta inoltre è disponibile un programma di marcia Maybach che rende il viaggio ancora più confortevole per chi siede nella parte posteriore del veicolo. Salire e scendere è comodissimo quando si aprono le porte, l'auto si abbassa leggermente sul lato di salita o di discesa, fuoriesce rapido e silenzioso un predellino di alluminio illuminato. Comfort a volontà ma anche potenza, sotto al cofano c'è infatti un motore V8 4000 di cilindrata in grado di sviluppare quasi 560 cavalli e 730 Nm di coppia, abbinato al quale troviamo il sistema EQ-Boost a 48 volt. Per comprarla bisognerà aspettare la seconda metà del 2020. Arriva di serie su tutta la gamma di vetture Jaguar la tecnologia Driver Condition Monitor che reagisce ai segnali di sonnolenza del guidatore. Grazie ad una costante analisi di specifici dati, questa tecnologia è in grado di avvertire tempestivamente il guidatore in caso di sonnolenza, incoraggiandolo ad effettuare una pausa. Secondo una ricerca nel Regno Unito, un guidatore su 8 ammette di essersi addormentato al volante della propria auto. Il 25% degli incidenti mortali, quindi a conti fatti 1 su 4, è causato da conducenti che si sono addormentati durante la guida. E a proposito di novità, con un prezzo di partenza di 38.450 euro sul sito jaguar.it è possibile configurare la propria Jaguar e-Pace.